10.000 mi piace e avrai fortuna per tutto l'anno. 10 partecipanti si sfideranno in un 5 contro 5 con regole speciali. Ogni squadra può attivare una volta per tempo la porta Funigno, dove il gol vale doppio. Ma occhio, hai solo 2 minuti di tempo per riuscirci. Partiamo con la Funigno World Cup in Villa Liz. Quindi è tutto pronto per la Funigno World Cup Football Challenge in Villa Liz. 3, 2, 1. Partita subito con Daniele Napoletano. Acqua. Un po' Christian Massimino, top rimasto. Mister Due. Occhio a Shale Boom che non vuol mai mollare in una challenge. Partita molto particolare da Dino, perché ricordiamo che le due squadre possono attivare una porta speciale da attaccare per segnare doppio. Vitigna per Mocio, un po' corto, Superama stava per recuperare, però la palla del Portogallo si dimentica Eri, attenzione Crispo, palla per Mirko, grande salvataggio, non è gol, è tutto buono, anche perché sono vitali. Mocio! Fuori. Buona. In portoghese dice qualcosa Simone. Gioca. Bravo. Ancora Messi alla battuta per l'Argentina. Superalla. Forse era una mossa tecnica. Forse sì, voleva spostare l'area per poi spostare il pallone. Solo. Occhio però a Daniele, palla per il Mocio! Portogallo in vantaggio! Come giochiamo, signori? Let's go! Vediamo Harry. Il tiro fuori! Sale. Viene finta sul Mocio, palla per Simone Crispo. Vediamo Simone si allarga. Messi ancora, palla per Mirko, traversa. Dopo la traversa di Mirko ribatte la rimessa. Bella di Dona. Per Harry Lazza, attenzione Harry Lazza ancora, perde la palla perché Sciale la difende. Fuori. Mica risciuto. Era sulla linea, palla fuori. Bravo che non ti sei fermato. Era linea netta, Messi gioca. Viene Mirko, occhio alla finta. 1-2 con Superalla. Mirko, la grande parata di Didona. Domenico, grande personalità in porta, nonostante l'altezza mi ricorda un Angelo Peruzzi Prime, molto mobile, molto elastico. Qua Daniele fa una cosa non da lui. Attenzione Mirko, sulle punte, Mirko per Sale Boom. 1-1. Le due squadre sono in parità e nessuna ha finora attivato la Funigna porta. L'esterno di Mocio, sbagliato forse. Vediamo Sciale, molto mobile. Tiki-taka. Allora, Messi da tutto attacco per Daniele. Libero Enzo. Vediamo Simone sulla palla, Simone la dà a Mirko. Ancora per Simone, palo! Peccato. Fuori. Non l'ho presa. No, è palo fuori. È palo. Super Allan. Mirko. Grande sparagnine sull'attivazione. Mirko. Bella per Giovanni che non capisce forse. È fermato, si dà Sciale. Mi ha ricordato un po' Otamendi. Christian che si ricorda che sta giocando ancora. La grande parata. Vediamo Daniele. La grande parata ancora di Michele. Porta Funigno attivata. Porta Funigno attivata, è subito disattivata però con un gol, quindi è stata attivata con intelligenza sfruttata. Portogallo 3, Argentina 1. È finita la partita. Sì, è finita la cosa. Anto, ma che fiuto ha Ermocio. Il Mocio ragazzi ce l'ha nel sangue il gol. È attiva, ha detto lui è attiva. Che c'entra? Che fa? Attivata quando stavo là. Stanno scontrato, Testa a testa lo fa. lo fa. Come fratelli. Testa a testa. Io stavo andando così. Ah, non testa. Che sboccio. Fatto male? Vabbè, vai, dai. Fagli la testa. No, non è la testa. Piede. Piede. Perché sei che mancava? Perché pure la capo, oggi sto piano. Dronata con il replay di questa cosa. E quindi anche questa porta Funigna Argentina ha avuto successo 3-3. Quindi partite batte il Portogallo 3-3 il punteggio. Siamo nella fase finale di questo primo tempo. Vediamo Daniele
La grande parata di Michele, incredibile la sua signature move. Però riparte l'Argentina, attenzione Crispo, palo. Occhio all'Argentina, 3-3. Primo tempo combattuto grazie anche alle porte fine. Sei giù, sali. In fase difensiva, occhio che scappa Super Allan. È buona! Di testa Harry. Hermoso per Daniele, non aggancia, il campo comunque non aiuta. Forse il possesso è migliore con l'Argentina, il Portogallo però quando riparte può far male. Occhio Hermoso che fa! Doveva tirare, invece ha passato. Alle siepi. Pensavo era Daniele giù. Il buio oltre la siepe. Andiamo un po' giù a... L'appoggia per Crispo, vediamo Crispo. L'allarga ancora per giù, palo! Il palo salva il Portogallo, però c'è Crispo fuori! Assurdo. Tante occasioni per l'Argentina non sfruttate. Queste cose nel calcio vagano. Poi gol mangiato e gol subito, occhio. Andiamo. Ancora possesso Argentina, vediamo Sciale, non è pressato. Arriva, anzi ritorna Daniele. Vediamo Super Allan che si allarga. Ancora. Fa girare bene la palla all'Argentina. Solo Mirko! In attesa di un pertugio. Attenzione Mirko. La scodella Christian. Giusto al limite di Donà. Salva di Donà. Palla per Daniele. L'appoggia indietro. Harry Lazza. Esterno per Daniele. Tutto buono. Palla per Christian. In piscina. Ancora 3-3. Ancora Crispo. Vediamo Crispo. L'appoggia per Super Allan. Che l'appoggia in un'altra regione, incredibile. Ancora palla per Daniele che se l'alza. Daniele, ancora Daniele, l'allarga male, forse per il crocio. Riparte Crispo, ancora Crispo. L'allarga ancora per Giua. Il pallonetto di Messi e la grande parata di Didona. Forse la miglior giocata di questa partita fino a questo momento. Ancora sbaglia tutto Mirko. Vediamo Christian che centra il suo compagno di squadra, ancora Christian. Finisce questo primo tempo, risultato di 3-3. Giua? Ci sta. Bella partita intensa sotto al sole, molto pesante. Ho perso un pallone, devo andarlo a recuperare. Però probabilmente qualcosa nel secondo tempo cambierà l'attivazione della porta Funigno. Palla recuperata, non so come, nelle frasche lì. Cambio campo ovviamente. Escono due persone in questa partita. Christian per il Portogallo, Mirko per l'Argentina. Entrano Tatino per noi. Dall'altra parte è entrato Anto. Regola sull'attivazione della porta Funigno. Cambia un po' rispetto al primo tempo. Si attiva soltanto quando c'è o rimessa dal fondo o rimessa laterale. Quindi praticamente quando la palla è ferma. Buon secondo tempo. E allora ci siamo. 3, 2, 1. Bravo Simo! È iniziato il secondo tempo. Massimo, mi perguntare un attimo il risultato. 3-3. Bellissima. Oh, ma vedo un Fuse che difensivamente è migliorato tantissimo, Sì, eh? Ci ricordiamo che Giovanni se la chiama, eccolo. C'è il pallone, la prende Tatino, come copre bene. Oddio, che finta di Tatino. Simone si gira, può provare il tiro, non lo fa. Tatino! Ma che fa? Si è fermato. Minico chiama un lancio, ma non lo fa. Va da solo. La passa Hermoso potrebbe tirare, non lo fa, la passa. E non va a buon fine. Fa male il dito, ha calciato. Che cazzo fa? Fa male il dito. È montato ragazzi, top. No, no. Montata. Cosa è montata per far giocare Mirko, eh? No, va, Sì. Prima guarda, fai vedere? sarò nero. Un po' di taleggio? Vai, dai. Ma ragazzi, una delle migliori prestazioni. Lo posso dire? È entrato bene, Tatino. 45 secondi stava per segnare. E allora ci siamo. Eccolo. Mirko chiama la palla alta. Giovanni che la tiene? Fuori. No, fuori. Va Daniele sulla battuta che stava per cadere. La dà Antonio. Per poco. Ci siamo. I 2 minuti sono stati attivati. Palo. Harry Lazza sfiora il gol 2 volte. Sì, è stato attivato al Portogallo. Attenzione Simone Crispo. Parte. La dà alta e la prende Harry Lazza. Oh, attenzione Enzo! La difensore Harry è scoperto da difensore. Se la riprende Harry. La dà ad Antonio. Antonio la ridà a sua volta a Harry. Harry prova il tiro! Facile per Michele. Harry se la chiama per battere veloce. La può dare ad Antonio. Infatti è così. C'è uomo. Daniele con un grande tacco. La da Harry. Anticipato Fuse da Sciale. Grande finta. Mirko la passa benissimo. Superala che prova il tiro. Paradora di Didona. Incredibile. 40 secondi ancora nessun gol. Antonio benissimo. Di ginocchio la prende. Sciale spazza come... Da Daniele può provare il tiro. Lo fa! Gioca! Che palla!
Che palla, Harry la stoppa. Oddio, che gol! Che gol di Harry Lanza! E che palla di Daniele. 4-3 per il Portogallo. È appena finita l'attivazione del... come si chiama? Della Funigno. Della Funigno, quindi adesso riparte il tempo. Riparte il tempo. 3. Ah, ok, bene. Bene, non abbiamo neanche dato il tempo. Ok, ovviamente l'Argentina Ha detto aspettativa. Daniele copre benissimo. Tunnel se ne va in una maniera esagerata, ma che tunnel ha fatto? Ancora vince il rimpallo! No! Non è gol! La porta! L'ha tolta! L'ha tolta, ragazzi! È bucata la porta, è bucata, vieni a vedere. Vieni a vedere, è bucata. No, è gol. Metti pausa alla È gol, è bucata. Non lo so, vediamo. Ma... No, è uscita da là. È entrato? No. Michele, sei onesto? No, devo decidere io. Ha visto, lo sa! Giura che non hai visto? Te lo giuro, non l'ho visto. No, omertà. Male, però dai. È gol. Per me è gol. Guarda io! Guarda come Per me era gol. Non è gol! ma tu sei sparato con No, era gol, era gol. Mirko se la chiama ma non viene considerato. Sciale che la dà a Divin Bisone. Divin Bisone che la dà a sua volta a Sciale. Sciale avanza un po'. Sta per vedere la palla, attenzione Mirko, prova il tacco! Madonna che gol che stava per fare! Ancora? Gioca! Abbiamo interrotto pure il tempo, gioca! Attenzione che palla di Harry che era il Mocio che non riesce a stoppare. Ti posso dire il Mocio? Vediamo subito l'Argentina con Simone che la dà a Sciale che prova il tiro. Buona così, calma. Oh, tempo, stoppa il tempo, guarda quanto ci mettono a battere, 20 secondi. Oh. Posso dire? Poi egoista Sciale. Oddio! Succhiatemi il piselligno! Questo è gol! Questo è gol! Questo è gol! Sportivi! Succhiatemi il pisellino! Parlando, avete battuto. È il pisellino! Che gol che ha fatto il 25 Pipita! secondi. Mamma mia, come la prende bene Simone, se ne va elegantemente scartando Fius. Non riesce a stoppare. Va Harry, in partenza. Harry che la dà ad Antonio. Antonio può provare il tiro. Che parata di Michele. Quanto è bello vedere Harry con i piedini nudi al suo amore per la natura. È finito il tempo del Funigno. Tati, ti posso dire, andrò contro i miei principi, ma da portiere Didone è molto più leader che l'altro. Sì, eh? Che leader? Eccolo Giovanni, povero il tiro. Che chiusura, che lettura difensiva da parte di Harry Lanza. Si gioca. Ermocio che la dà Daniele, ma fuori. Simone, come si gira bene, la dà subito a Mirko. Chiude l'1-2. Chiusura! Bravo! Ha la partita in mano il Portogallo. Se ne scatta di 2. E la dà ad Antonio. Antonio può provare il tiro! Toglietevi anche questo! Toglietecelo! Eccolo, spero che con la da Sciale! Mamma mia! Vediamo Simone Crispo che la dà a Sciale. Sciale la dà a sua volta di nuovo a Simone Crispo. Se la porta sul destro. Mamma mia, possiamo anche non tornare. Forse Simone è un po' sottotono? Me lo sono chiamato! Parata, attenzione! Sciale la ridà Simone! Ragazzi, me lo sono chiamato! 6-4, la partita è ancora lunga, non è finita. Antonio la dà Ermocio è solo! Prova il tiro! E che gol! Siete degli illusi! Andiamo! Ermocio! Dove va? Occhio. Simone prova il tiro! Che parata di Didona! Giovanni se la chiama, non riesce a stoppare tanto bene, ma la dà di nuovo a Simone. Simone prova il tiro! Maratona di Didona! Sciale prova il tiro! Disperati. Fuori. Mi vedo bello carico. Oddio! È uscita di poco, qui ha sbagliato. Qui ha sbagliato il Portogallo. Come direbbe José Altafini, per un pelo di figa, ragazzi. Signori, manca poco, Mirko chiama sopra e la dà ad Antonio. Antonio la stuppa. La copre, la dà a Daniele. Daniele che la dà Ermocio. Posso dire, era una bella azione. Simone sempre con la sua suola. Provare il tiro. Tacco, la guarda Sciale che prova il tiro e il golasso. Avanza di nuovo Didona. Come prima vuole fare? Ok, vediamo. Didona che traversa di Simone. Posso dire Simone non è da te lo posso dire. Ma non è preso in considerazione Mirko. Palla alta. Simone copre. La da Giovanni. Madonna che parata di Didona. Eccolo Harry. Può provare il tiro. Che gol di Harry. Centrocampista più forte del mondo. Vitigno.
la dà Simone. Simone che la dà a Mirko. Mirko è solo, la dà a Sciale che può provare il tiro. 3 minuti di recupero. Ecco la ripartenza del Portogallo. Danilo. Ah, oddio, dice anche il rimpallo Mocio. Che finta del Mocio. Che gol ha fatto il Mocio. Che gol ha fatto. Mamma mia. Night Boston. Mette a segno. Notte. Buonanotte, dai. Simone contro. Guarda come si mette in posizione. Guarda. Sbaglio, ho visto una mosciata. La punta. Oddio, provava il tunnel, ma non è andata a buon fine. Ma che gol ha fatto! Elencate qua tutte le come dell'MVP, signori. Elencatelo. Elencatelo. Finita! Portogallo contro Argentina. Vince il Portogallo. Ha surclassato l'Argentina. Guarda il portiere, guarda. Portiere, è funnata una partita. Portiere. Merito al Portogallo per aver vinto la seconda edizione della Foligno World Cup in Ville Leeds. La potete alzare. Spero vi sia piaciuta questa partita, questa challenge. Fatecelo sapere qui sotto nei commenti se ne volete un'altra. L'anno prossimo magari, non si sa, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, a tutti quelli in collaborazione. Noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!